Questa non è più vita, siamo zombie. Io preferisco morire che vivere così. Sono un ristoratore, vengo da Chioggia, provincia di Venezia. Io vorrei che l'opinione pubblica si focalizzasse più sulla nostra qualità a livello sanitario. È un nostro dovere di cittadini, prima di tutto, dare questa nostra solidarietà completa. Raffiche di multe in arrivo ai commensali di Marcon che hanno preso parte nei giorni scorsi alla cena di protesta tenutasi per Io Apro, iniziativa promossa sui social contro le restrizioni da Covid. Cena con l'arrivo dei carabinieri che hanno preso le generalità di tutti i partecipanti che ora si vedranno recapitare a casa una sanzione di 400 euro a testa. È da dire anche che le modalità di svolgimento però hanno portato ovviamente a una sanzione secondo le indicazioni della prefettura. A quanto risulta dai nostri verbali sono una trentina i partecipanti che hanno manifestato ad ogni modo pacificamente, ma a cui è stata commissionato cibo e bevande. Multa, come noto, anche al ristoratore che ora dovrà affrontare anche la chiusura temporanea del locale da 5 a 15 giorni in base alla decisione della Prefettura di Venezia, e dire che i commensali, partecipando in massa, volevano aiutarlo visto che la sua famiglia è in procinto di aumentare. Willy è un amico, 3 figli, uno in arrivo. Lo sto aiutando per dovere di solidarietà. Cena con tanti indipendentisti e dal sapore epiteliale più di propaganda che di protesta e sostegno al ristoratore. Sono Albert Gardin, 121esimo Doge, per dare una continuità giuridica e politica alla Repubblica Veneta. Partito Pace, partito degli antiburocrati, cristiani, costituzionalisti, europei.